Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sull'Appennino tosco-emiliano alla scoperta di Monchio delle Corti in provincia di Parma. Il comune si trova a 820 metri sul livello del mare e conta circa 900 abitanti ripartiti tra il borgo capoluogo e le corti o frazioni del territorio. Negli ultimi tempi è stato istituito anche il parco letterario intitolato ad Attilio Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Monchio delle Corti. E con il sindaco Claudio Riani andiamo a conoscere il bellissimo territorio di Monchio delle Corti in provincia di Parma. Allora sindaco, ci presenti questo bellissimo territorio. Prima di tutto benvenuti. Il comune di Monchio delle Corti è un piccolo comune della provincia di Parma. La peculiarità secondo me fondamentale del nostro comune è che il capoluogo è a 800 metri d'altitudine sul livello del mare e tutto il resto del comune è ben oltre gli 800 metri. Molte delle frazioni sono sui 1000 metri, quindi questo vuol dire che siamo un comune montano a tutti gli effetti. La caratteristica principale del nostro comune è quella di avere una natura che sta diventando quasi incontaminata. Se prima la era, poi l'uomo ci ha lavorato e l'ha resa un po' più urbanizzata, ultimamente un po' con il calo demografico, un po' con l'abbandono dell'agricoltura, l'abbandono di quello che era il lavoro tra virgolette sui campi, sui prati, anche sulle montagne, sta tornando un po' indietro e quindi la natura sta avendo il sopravvento. Per me è un posto bellissimo, ma io ci sono nato, forse non faccio testo. Il comune è inserito dentro due parchi, il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano nella parte più alta del comune e nei parchi del Ducato, che era il vecchio parco regionale dei 100 laghi, che sono più di 20 anni che è sul nostro territorio, e il comune di Monchio fa praticamente parte intera all'interno del vecchio parco regionale dei 100 laghi e in parte la parte alta del parco nazionale. Tra l'altro qui abbiamo dei laghi. Esatto, infatti si chiamava Parco dei 100 laghi non perché ne abbiamo 100, però perché ne abbiamo tantissimi. Sono 10 o 12 almeno ancora visibili, ma ce ne sono tantissimi altri che sono stati trasformati in torbiere, perché la parte alta del territorio di Monchio era una parte glaciale, quindi tutta la parte alta del nostro crinale forma questi circhi glaciali da cui partivano questo ghiacciaio che poi scendeva verso la Valcedra, e in ogni circo glaciale, in ogni punto dove il ghiacciaio faceva frizione, si sono formati questi vecchi laghi. I laghi, l'evoluzione naturale, sono geologo quindi mi viene da spiegarlo, i laghi l'evoluzione naturale che diventano torbiere, quindi mano a mano si riempiono di detriti, si chiudono, si restringono e diventano torbiere, quindi sono delle sorte di prati molto umidi pieni di erba. Natura che accoglie tanti bellissimi borghi. Purtroppo, ma anche per fortuna, noi qua a Monchio abbiamo 14-15 frazioni più altri gruppi di case sparse, che vuol dire che da un lato è difficile amministrarli perché sono tanti, da un altro però diversifica molto l'interesse anche di coloro che vengono sul nostro territorio e anche per vederli, perché sono piccoli borghi, ognuno ha una propria caratteristica, c'è quello che ha all'interno tutto in sasso, c'è quello che ha la strada centrale che gli passa in mezzo, c'è quello che ha la piccola corte o il piccolo borgo, c'è quello che ha la vecchia bottega di una volta, altro che ha una bella fontana, quindi diciamo che tutti insieme formano le corti del nostro territorio, appunto ci chiamiamo Monchio delle Corti.
E uno di questi borghi accoglie anche una piccola mostra di quello che era la civiltà contadina. Sì, una signora ha donato al parco regionale la vecchia cascina di casa, è stata riadattata e sulle pareti ci sono parte degli attrezzi che venivano utilizzati dai nostri nonni per il lavoro dei campi. Non vi fate mancare niente perché avete anche una località sciistica. La nostra località sciistica su Prato Spilla, che è nata sul pensiero di un privato, di Rinaldo Parmigiani, che da solo aveva deciso di costruire questo impianto sciistico. Nel 74 è stato inaugurato, è una realtà turistica che solo quella abbiamo, ma anche in provincia di Parma, è uno dei pochi impianti che arrivano fino a Crinale, quindi dobbiamo valorizzarlo a tutti i costi, perché sono convinto che non utilizzandolo solo come impianto di sci, ma diversificandolo sui 12 mesi, secondo me è una scommessa vincente che noi cerchiamo di vincere assolutamente. E qui vola l'aquila. Nella piccola frazione di Riana, dove io sono nato, c'è una parete rocciosa di arenare, un salto di circa 200-300 metri in verticale, e in questa zona ha nidificato l'aquila. È una cosa molto particolare perché è l'unico punto in cui l'aquila ha nidificato all'interno del crinale, non sulle pareti scoscese che guardano verso la Toscana o verso la Lunigiana. Quindi abbiamo questa coppia di aquile che ci tiene compagnia ormai da 15 anni almeno, forse anche 20, nidificano, fanno i piccolini, poi il piccolo parte e loro continuano a rimanere. Vederla volare è un bel piacere. Sì. Molto sviluppato anche il volontariato. Soprattutto ultimamente sono molto contento perché in una frazione alta qua di Rigosa è nata una cooperativa di comunità che sta portando un esempio, che secondo me è un esempio che a molti sta venendo voglia di seguire, nel senso che queste persone hanno creato questa cooperativa, tutto il paese ha aderito, alcuni ragazzi giovani sono tornati su a vivere a Rigosa, hanno riaperto un bar, hanno riaperto la vecchia bottega, hanno ristrutturato una casa mettendoci dentro delle camere, e si vede che con un volontariato, quello è un volontariato tra virgolette perché comunque un piccolo ricavo c'è, però soprattutto fanno sì che gente possa tornare sul territorio a vivere e anche a guadagnarci qualche cosa per poter mantenere le famiglie, perché poi purtroppo per vivere qua, come da tutte le parti, 2 lire in tasca devono tornare. Poi da qualche tempo abbiamo anche il parco letterario. Un'altra cosa di cui sono molto orgoglioso e mi fa molto piacere è che a Casarola, una delle piccole frazioni, è il paese di origine del poeta Attilio Bertolucci e quindi anche della famiglia, quindi anche di Bernardo e di Giuseppe Bertolucci. È una realtà molto importante a livello italiano e a livello internazionale, e quest'estate siamo riusciti ad inaugurare il parco letterario. Molto importante per noi perché è l'unico parco letterario della regione Emilia-Romagna. Ma che cos'è Monchio delle Corti per lei? Per me sono le mie radici. Io purtroppo da piccolo per lavoro mio papà lavorava giù a Parma, quindi io le scuole le ho fatte a Parma, però appena avevo un attimo libero io tornavo qua. Io la chiamo la mia riserva indiana, sono un indiano, questa qua è la mia riserva, nel senso che secondo me è proprio una questione di radici, che solo coloro che sono nati qua, solo coloro che sono sempre stati qua o in piccole realtà di montagna sanno di avere e possono capire quello che vuol dire avere questa radice che comunque ti tiene ancorato a un territorio che visto da fuori potrebbe essere uno degli ombelichi del mondo. Per me è la parte dove ci sono in mezzo, quindi alla fine ci sto bene. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a conoscere il parroco di Monchio delle Corti in provincia di Parma. Con Don Joseph Melandaseri che arriva dall'India andiamo a conoscere la comunità cristiana di Monchio delle Corti in provincia di Parma. Sì, grazie. Io, come avete detto, mi chiamo Ligiu Melandaseri Joseph, semplicemente Don Giuseppe. Sono arrivato in questa comunità 2 anni fa. Questa parrocchia si chiama Nuova Parrocchia di Regina Monzio, che comprende 11 parrocchie e 2 oratori, comprende tutto il comune. La comunità viva in estate, è piena di gente, perché hanno seconda casa, ma in inverno siamo pochi. C'è una bella festa di San Lorenzo? Sì, una bella festa di San Lorenzo. Qua a Monchio, anche a Tre Fiumi, un'altra parrocchia sempre titolata San Lorenzo, è la festa sentita. Anche qua a Monchio, uno che viene, pratica o non pratica, ma festeggia in San Lorenzo, Monchio, in piazza, alla sera, si chiama Notte Bianca. Anche dalla presenza di queste belle tele, di queste belle statue, si vede che la devozione e la fede è forte. Qua ogni parrocchia è curata dai parrocchiani. Il parroco, quando arriva a una chiesa, trova tutto pronto. I parrocchiani amano la loro chiesa, amano il loro campanile, perché campanile ancora questa montagna, segno del paese.
qui abbiamo anche un santuario poi sul territorio. Sì, abbiamo un santuario, Madonna del Salso, a Rimagna, è devozione da maggio fino a ottobre. Sempre ricordiamo l'ultima apparizione di Fatima. Da maggio, ogni 13 di ogni mese, recitiamo rosario in processione con candela acceso, dopo andiamo a celebrare la messa alle 20:30. Tutti vengono. Qua la gente è devota. E ci sono anche tanti turisti in chiesa, no? Pieno, sì, vengono. Qua chiesa aperta ogni giorno, la gente vengono a accendere le candele qua, anche inverno. Noi chiudiamo sempre con un messaggio del parroco alla popolazione. Qual è il suo messaggio? Dobbiamo chiedere al Signore la sapienza. Dobbiamo preferire la sapienza più dei troni e le altre ricchezze. La sapienza viene da Dio pregando, un dono. Quando ce l'abbiamo la sapienza, possiamo vivere con amore, senza gelosia, senza invidia. Possiamo vivere come fratelli e sorelle. Siamo pochi, quel pochi dobbiamo vivere ogni giorno, sempre comportando bene e amando uni gli altri senza aspettare niente. Grazie parroco, e noi adesso raggiungiamo il bel borgo di Riana di Monchio delle Corti in provincia di Parma. E con Corrado Manzanti dobbiamo presentare più cose. Innanzitutto io inizierei nel presentare il centro studi La Giovane Montagna. In che cosa consiste? Con questo centro studi abbiamo inteso ripercorrere un po' la straordinaria parabola dell'onorevole Micheli, che non a caso è stato definito il patriarca della montagna perché la sua attività è stata ineguagliabile, insomma, volta soprattutto al bene della nostra terra. Io penso che questa sia una figura alla quale tutti quelli che operano nel sociale, nel politico, nell'amministrazione, nella cultura possano trovare un valido punto di riferimento per tutta la mole di robe che lui ha saputo fare, condurre, gestire. Lei è anche il referente del parco letterario da poco creato, intitolato ad Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Tra l'altro abbiamo la casa dei Bertolucci proprio qui a due passi. Beh, insomma, noi siamo stati coinvolti proprio come centro culturale a sostegno di quello che è stato l'impegno del Comune per arrivare alla costituzione di questo strumento, che pare ci stia aprendo degli orizzonti insperati. Già la manifestazione stessa di costituzione ci aveva lasciato intendere qualcosa per la qualità, l'importanza delle persone che sono affluite e che hanno arricchito questo momento con la loro esperienza e con la loro cultura, ma si stanno aprendo tutta una serie di altre prospettive interessantissime. Chi era Attilio Bertolucci? Lui era una persona fondamentalmente timida, un po' introverso, e questo lo poteva far apparire come distaccato dalla nostra realtà, invece lui vi era immerso letteralmente. Lui viveva per Casarola, viveva per le cose anche piccole che a noi sfuggono, i lamponi, i mirtilli, i castagni, a lui non sfuggiva niente. Il problema anche della conservazione migliore dei nostri edifici secondo determinati canoni che adesso stiamo riprendendo anche con l'ausilio del parco. Lui c'era arrivato prima di tanti di noi e se fossimo riusciti a mettere in pratica le sue direttive, a questo punto quello che è il nostro patrimonio anche architettonico e storico locale avremmo potuto fare di meglio. E nel tratto di strada che conduce da Casarola a Riana lo si vedeva spesso passeggiare con il suo taccuino, il giornale e il bastone sotto il braccio, e lui diceva che per lui la zona è stata la fonte principale di ispirazione di tutta la sua opera, a cominciare chiaramente anche dal romanzo poetico La camera da letto. Attilio, Bernardo, Giuseppe, raramente un parco letterario è dedicato a 3 persone. Penso che sia la prima volta in effetti, anche perché parco letterario significherebbe soprattutto poesia. Però anche qui non bisogna dimenticare che Giuseppe, ad esempio, si è pure cimentato nell'arte poetica e c'è una pubblicazione edita da una casa editrice di Parma, la Diabasis, che raccoglie tutta quella che è stata l'opera poetica anche di Giuseppe, quindi è un ulteriore elemento di interesse.
Grazie a Corrado Mansanti, e noi qui ci troviamo all'interno di una dimora storica, la Santi Fontechiari. Raggiungiamo l'antica cucina per scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Innanzitutto ringraziamo Mauro Pistoni, proprietario di questa bella dimora, e adesso con Umberto Zanni, uno chef del territorio, andiamo a presentare i tanti piatti, e devo dire che qui i ristoratori, i produttori hanno fatto un grandissimo lavoro. Vediamo un po' allora di presentare queste prelibatezze. Abbiamo tanti prodotti del territorio. Come possiamo notare già i prodotti autunnali che ci ha portato la nostra terra, come le castagne, le noci che sono un po' più recenti, i funghi porcini, le patate, diciamo tutti i prodotti che la terra piano piano ha dato i suoi frutti. C'è da dire che c'è tanta gente che qui va nei boschi e rispetta i boschi, no? Ancora per fortuna abbiamo sì il valore proprio che ha il bosco, e soprattutto anche quello che ti può dare, che non è da tutti, come possiamo vedere i lamponi, tutte con le confetture che dopo sono state fatte, le mele cotogne, anche queste con le confetture. Poi abbiamo castagne con i vari dolci, con le castagne, le noci, il varie frutta secca, i dolci col cioccolato, i lamponi sempre che riprendono un po' tutto. Diciamo che è proprio una cultura proprio che ha il territorio, proprio di trasformare anche dalle farine, sia in una maniera antica come può essere il lievito madre, che anche normalmente con grani sempre antichi, una produzione con lievito normale, con grissini e quant'altro. Vedo protagonista anche il miele. Sempre anche nella pianificazione viene molto usato, soprattutto nei grissini, per avere la doratura bella, accesa. E non può mancare il parmigiano. No, il parmigiano noi lo mettiamo quasi dappertutto, come anche sui tortelli, nel ripieno dei tortelli, nella millefoglie della trota, noi dappertutto. Lo metteremo quasi quasi anche nella crostata. C'è stato anche uno chef che ha fatto anche la crostata con il parmigiano. Ecco, parlando della trota, so che qui c'è un bel allevamento. Abbiamo un bel allevamento che adesso hanno ripreso in mano negli ultimi anni e sta facendo dei buoni, come questa trotiridea che è stata fatta proprio in quell'allevamento lì. Questa qua è salmonata. Con delle acque limpidissime. Acque limpidissime di prima categoria, proprio un prodotto quasi di nicchia, diciamo. Possiamo presentare i piatti, ecco, vediamolo uno per uno. Qui abbiamo il nostro, diciamo, spezzatino di pecora cornigliese fatta molto all'antica, una ricetta solo con cipolla, appena di concentrato di pomodoro e una cottura lentissima che si prolunga per 2-3 ore, anche giorni a volte. Poi abbiamo i nostri famosissimi tortelli, che la nostra Emilia, la pasta fresca, è diciamo il territorio più importante, sia i funghi che con dell'erba cipollina, che i classici solo ricotta, erbetta e parmigiano. Poi abbiamo dei passatelli sempre ai funghi, una cosa molto rivisitata, prima erano in brodo, adesso sono stati fatti asciutti con una crema al parmigiano sotto, perché noi il parmigiano lo mettiamo dappertutto, anche dentro i passatelli c'è una crema al parmigiano, e poi dei semplici funghi porcini saltati. E quel piatto lì? Quella lì è una nuova tendenza locale che fa piatti un po' più diversi, guardando sempre la tradizione, però cercando di giocare molto. Lì abbiamo un pesto con del basilico e diciamo una millefoglie di patate con una mousse di trota. Poi vedo delle focacce. Le focacce sono fatte sempre da un forno a legna, perché qua ancora usa molto fare il forno a legna. Poi vedo dei succhi di mirtillo. Succhi di mirtillo, di lampone, le confetture di lampone da queste aziende piccolissime che hanno il loro laboratorietto piccolino,
vino, vanno a fare la loro raccolta, sterilizzano tutto a uno, fanno tutti i passaggi uno a uno come si faceva una volta, via diciamo. Qui abbiamo anche questo dolce che è un dolce molto antico. Diciamo che si prendeva tutte le cose che si aveva nella credenza e si creava questo dolce. Fuori abbiamo una pasta frolla e dentro cheddar, frutta secca, noci, diciamo molto povero però allo stesso tempo molto ricco. E poi si ha l'usanza di mangiarlo a Pasqua, si tiene sempre una spongata dell'anno prima per l'anno dopo per assaggiare com'era, per confrontarla. Qui siamo in altura, ma vedo anche il vino. Il vino sì, c'è piccoli produttori, c'è un ettaro di vigna bianca e rossa, uno è Chardonnay, uno è Merlot, viene fuori un buon prodotto. Con il vino passiamo al Berniolino, che è sempre un analcolico fatto con bacche spiritose, diciamo, sempre del territorio parmense, ed è l'unico liquore fatto a Parma. Grazie allo chef, ai ristoratori e ai produttori che hanno fatto veramente un tavolo prezioso. Prima parlavamo del parco letterario e quindi adesso andiamo a visitare la casa dei Bertolucci. E con gioia incontriamo Simone Cagozzi, che è vicepresidente del Comitato Pro Casarola, che poi è una frazione di Monchio delle Corti. Grazie che ci ha aperto Casa Bertolucci, e dobbiamo dire che questa è un po' la fonte di ispirazione per Attilio, Bernardo e Giuseppe. Assolutamente, grazie a voi innanzitutto dell'opportunità anche di parlare di questa casa e di questi luoghi. Qui ci troviamo appunto a Casa Bertolucci, la casa natale diciamo del papà di Attilio, tant'è che questa casa è conosciuta col nome di Cat Barnard, che sarebbe la casa di Bernardo, proprio perché il padre di Attilio si chiamava Bernardo. E la cosa straordinaria è che Attilio arrivò qui per la prima volta a 10 anni, intorno agli anni 20, e descriveva sempre questo viaggio da Parma a Casarola come una piccola odissea, proprio perché la strada che arrivava a Casarola è stata asfaltata solo negli anni 50. Bernardo, quando ricevette la sua laurea honoris causa a Parma, disse proprio: non posso non cominciare da Casarola, parte tutto da lì. Ed è straordinaria questa cosa se si pensa come un piccolo borgo arroccato sui 1000 metri dell'Appennino parmense sia stato per tanti anni una fonte di ispirazione così profonda con tutta la famiglia Bertolucci, con Attilio ovviamente, ma anche con Bernardo e Giuseppe. Attilio ha scritto qui a Casarola e ha ambientato a Casarola e sull'Appennino la camera da letto, che è il suo romanzo in versi. E qui abbiamo la camera da letto. E qui abbiamo la famosa camera da letto, esatto. Inizia con il primo libro del primo canto, che si intitola Fantasticando sulla migrazione dei maremmani, dove Attilio si immagina questi suoi avi dalla Maremma che venivano qui a Casarola, e finisce nel 1951, quando la famiglia si sposta a Roma. Bernardo qui a Casarola ha girato il suo primo film, La Teleferica, lo girò a 16 anni con un 8 mm che gli regalò mio nonno. Gli attori erano Giuseppe, suo fratello ovviamente, e mia mamma e mia zia Marta e Ninì. Un film che nessuno ha visto perché poi alla fine è andato perduto, ma che è rimasto nella memoria collettiva grazie poi a una poesia di Attilio che si intitola proprio La Teleferica, che è riuscito a fermare nel tempo la nascita di uno storyteller incredibile come è stato Bernardo. Poi anche il film con Tognazzi. Anche il film con Tognazzi. Bernardo qui ha girato alcune scene di Una tragedia di un uomo ridicolo nel Bosco delle Fate qui sotto Casarola. In questa casa Bernardo con Giuseppe e con la moglie di Bernardo Claire hanno scritto Novecento. Moltissime comparse di Novecento erano qui di Casarola, e questa casa in tutti questi anni ha visto passare personaggi importantissimi del panorama culturale italiano e internazionale, da Giorgio Bassani ad Enzo Siciliano, da Pierpaolo Pasolini a Roberto Benigni. Giuseppe e Roberto erano amici intimi e qui hanno scritto Berlinguer ti voglio bene in ultimo. Quindi questa casa, questo luogo rappresenta oggi un patrimonio importantissimo. È una casa del Settecento che oggi è vuota di persone ma è piena di ricordi. Ha vissuto tantissimo amore perché Attilio e Ninetta erano una coppia molto innamorata. Ninetta è rimasta molto legata a Casarola anche dopo la morte di Attilio, tant'è che è venuta per moltissimi anni, ha curato la ristrutturazione e l'ampliamento di questa casa. Così come ha fatto Claire con Bernardo. La cosa curiosa è che sia Ninetta che Claire erano due donne straniere in qualche modo, perché Ninetta era nata in Australia da genitori italiani ovviamente, mentre Claire, inglese, era nata in Tanzania. Due donne straniere che hanno amato profondamente Casarola e soprattutto hanno amato due Bertolucci, Attilio e Bernardo in questo caso. E l'estate questa casa vive molto anche con vostre manifestazioni. Esatto, noi da più di 20 anni come Comitato Pro Casarola ci occupiamo proprio di promuovere dal punto di vista culturale, come dicevo, storico, testimoniale,
patrimoniale la memoria bertolucciana, una manifestazione che si chiama Una terra per viverci, che viene appunto dai versi di Attilio. Quindi Una terra per viverci è uno slogan che abbiamo fatto nostro, a cui noi crediamo molto, perché l'Appennino e la montagna ha un grandissimo valore che va assolutamente riscoperto e tutelato. Grazie a Simone Cagozzi, che poi è il cugino di Attilio e di conseguenza di Bernardo e Giuseppe. Noi qui da Casa Bertolucci vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Monchio delle Corti in provincia di Parma e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!